Riconoscete questo edificio? Ebbene sì, quello che avete visto era il retro della casa di Colombo. Ecco la facciata che siamo abituati a vedere. Sono Stefania e in questa nuova serie di video vi accompagnerò a scoprire alcune curiosità di Genova che non tutti conoscono. Dopo tanti anni torno a fare un video con Zenazon. Oggi vi voglio raccontare 4 curiosità su Genova che forse non sapete. La vasca della fontana di De Ferrari, che noi vediamo tutti i giorni passeggiando per il centro, fu fusa nel 1936 dai cantieri Tirreno. Quando arrivò al porto di Genova si scoprì che era impossibile farla passare per i vicoli, quindi fu trasportata con un pontone fino alla foce e poi su un trattore per tutta Viale Brigate Partigiane e Via Venti per arrivare in piazza De Ferrari. Andiamo a scoprire Porta Soprana, la casa di Colombo e le mura di Barbarossa. Venite con me. Queste sono le torri di Porta Soprana, uno degli accessi più antichi della città, dove stavano le sentinelle che vigilavano gli accessi alla città. Ancora adesso si narra che si possano udire nella notte i passi delle sentinelle. Però qua siamo veramente nell'ambito della leggenda. Qui ci troviamo nel chiostro di Sant'Andrea, il chiostro che sorge vicino alla casa di Colombo, anche se non tutti i genovesi lo sanno. La casa di Colombo è la casa dove si narra visse l'antico navigatore che scoprì l'America. Il chiostro di Sant'Andrea è l'unica parte integra della chiesa monastica di Sant'Andrea, che in realtà non sorgeva qui, ma nell'edificio dove attualmente vi è la Banca d'Italia, e poi fu ricostruito qui vicino alla casa di Colombo dopo la demolizione della chiesa. Quando si arriva davanti alla nostra bellissima cattedrale di San Lorenzo siamo subito attirati dai leoni maestosi all'ingresso, però oggi vogliamo parlare di un piccolo particolare, un altro animale, un piccolo cagnolino, eccolo qua dietro di me. Si narra che fu costruito per dare lustro agli animali da caccia dell'epoca, che appunto erano i cani, però si dice anche che in realtà fosse il cane a cui l'architetto era molto legato e che decise di scolpirlo per ricordarlo per sempre in questa sua maestosa creazione.